No, I'm not a writer. Mi piace perché ogni volta che faccio tipo i video, no, che so qua che parlo con l'Alessia e c'è l'Alessia sempre in cesso, lui dice cazzo ma cos'è? È amore per quel cesso, no? E che c'è quasi quel messaggio subliminale in tutto ciò, no? Perché i miei amici sanno che per me il mio bagno era una cosa proprio sacra, intoccabile, estremamente personale, cioè ancora di più del camper, che come dire, l'intimità fatta materia, no? E quindi fargli usare il bagno all'Alessia, cioè è proprio un gesto d'amore, proprio, veramente. Quindi non servono tante parole, io qua, io là, io ti sposerei. No, io ti lascio usare il cesso, hai capito? Li lascio usare il suo bagno, Una cosa che forse non tutti sanno, quando praticamente il CP mette la zampa fino alla A significa, cioè no, vai nel tuo, cioè stai nel tuo, qua è tutto mio. Sì, guarda, di tutti i parcheggi mettiti qua. Cioè, sì, ok, magari dici fuori dal cimitero qua può darti un po' di impressione, no? Però dai, c'è comunque la magia dell'essere un po' in mezzo al niente, no? Un po', neanche tanto, insomma. Guarda, in fondo il paesino lo vedi, no? Lì in fondo. Qua c'è casa di Zingano e Madame Zingana che viene fuori. A me è questo che piace, cioè sì l'abitare in camper, però quando vai nei posti nuovi, no? Cioè quella è l'avventura, perché abitare in camper, fidati, all'inizio sarà anche figo, te l'ho già detto, ma dopo veramente ti abitui, è una casetta, cioè voglio dire, è una casa più piccola, ma se uno come me gli piacciono tipo le tiny house, i monolocali, mono appartamenti, come che diavolo si chiamano, hai capito, è la stessa identica cosa. Certo, da solo, cioè qua in montagna, in mezzo un po' al niente, insomma, può dare un po' quel che di strano, ti ho detto, ecco, dormire in parte a un cimitero, però insomma dai, l'ho già fatto più volte e niente. Boh, Alessia ed Emi sono andate a camminare e io che sinceramente ho già dato, ho anche freddo, sono qua in felpetta, adesso mi sbatto dentro e ciao e tanti cari saluti. E che cacchio. Ah, 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 oh, che calduccio, bello cazzo.
Allora, no, questa puntata non mi piace tanto. Sto registrando con Scarface, porta pazienza. Questo lo metto dopo la chiusura. Non è il mio genere di puntina, probabilmente la stanchezza, così, ma non sapevo cosa fare. Ho voluto comunque pubblicare sto video. Quindi porta pazienza. Comunque, la parte prima, da domani andiamo a fare dei bei giri nelle cose furlane, no? Vedrai, ci sarà del bellissimo wild e dei bellissimi percorsi. Quindi stay tuned, stai tornato, sì un tono e ci vediamo alla prossima.